24 ore su 24. Le notizie corrono più veloci sul web. News del mercato finanziario? Digita www.industriaefinanza.com, il primo quotidiano economico del Nord Italia. Notizie sul Veneto? www.lacronacadelveneto.com, e per Verona c'è www.lacronacadiverona.com. Guarda le ultime news sulle web TV di TG Italia, TV Veneto e tvverona.com. Collegati con il mondo. Connettiti con Industria e Finanza, la cronaca del Veneto e la cronacadiverona.com. Sul web l'informazione è in tempo reale. 47esima edizione di Mineral Show a Verona. Anche quest'anno siete i benvenuti alla grande esposizione di pietre preziose, minerali, bigiotteria, fossili e accessori moda. Geoshop, ninnoli e bijou. Un nuovo mondo di regali. Dal 9 all'11 dicembre, dalle ore 9 alle 19 alla Fiera di Verona. In arrivo oltre 4 milioni di euro freschi per investimenti mirati ad accrescere la competitività del sistema vitivinicolo veneto. La Giunta regionale ha infatti approvato il bando che apre i termini per presentare domande di contributo a fondo perduto per investimenti effettuati da imprese agricole e aziende di trasformazione e commercializzazione del settore. Per queste finalità, previste da regolamenti comunitari e inserite nel Programma Nazionale di Sostegno al Comparto per il 2012, al Veneto sono stati assegnati complessivamente 4 milioni e 28 mila euro. Il provvedimento verrà pubblicato nel bollettino ufficiale della Regione. Gli interessati potranno presentare le richieste nei 60 giorni successivi. Boom dell'economia padovana in Cina con un balzo del 32,4%, un incremento dei primi 6 mesi 2011 che prosegue il trend avviato nel 2000 e che ha portato in 10 anni a triplicare il valore delle esportazioni padovane, facendo scalare la Cina dal 31esimo al 15esimo posto tra i mercati di riferimento. La Cina è un mercato oggi di oltre 1 miliardo di consumatori su 1 miliardo e 400 milioni di abitanti, è un mercato che ormai si è sviluppato, noi non possiamo pensare più alla Cina come un mercato in via di sviluppo, è sviluppatissimo, c'è una competizione feroce perché ormai qualsiasi azienda internazionale è presente in Cina proprio perché è, come si è detto oggi, la seconda economia mondiale, uno dei più grandi mercati al mondo. Credo sia indispensabile per le aziende italiane che vogliono pensare di crescere essere presenti in quella che è non solo la seconda economia del mondo e forse diventerà presto la prima, ma anche il mercato che oggi offre le opportunità di crescita migliori. È stato approvato nel corso dell'ultima assemblea di novembre il bilancio di esercizio sociale della cantina di Soave, che quest'anno evidenzia un fatturato di 89 milioni di euro, con una crescita del 10% rispetto al fatturato dell'anno precedente. Cantina di Soave, che raggruppa 2200 soci produttori, ha raggiunto quest'anno in tema di remunerazione delle uve la cifra record di 43,5 milioni di euro. È cresciuta di conseguenza la remuneratività media per ettaro, che dai 7.000 euro per ettaro è passato quest'anno agli 8.000 euro ad ettaro. Abbiamo chiuso un bilancio di esercizio fortunatamente positivo, quindi prosegue quello che è un trend, un andamento che per la nostra azienda, ma per il vino in senso generale è stato positivo e non sente più di tanto della crisi. Questo grazie alla possibilità di crescita sui paesi nuovi dal punto di vista del mercato dei vini, là dove abbiamo investito molto e stiamo avendo notevoli risultati. Sì, relativamente al bilancio sociale è da dire che è la seconda volta che noi lo poniamo in essere e riguarda soprattutto la ricaduta che nell'est veronese dà la nostra gestione. Noi distribuiamo ai nostri soci qualcosa come 43 milioni e sono 43 milioni che sono il reddito delle famiglie di soci, ma non è soltanto questo, è anche la ricaduta a livello generale verso i fornitori e tutti coloro che prestano i servizi che noi in cantina adoperiamo. L'assessore all'ambiente di Palazzo Moroni, Alessandro Zan, e il collega della provincia Mauro Fecchio annunciano che nel corso del tavolo tecnico zonale con i 104 comuni della provincia di Padova, in programma la prossima settimana, chiederanno di allargare le misure che limitano la circolazione delle auto non catalizzate a un'area più estesa coinvolgendo altri comuni. Più si coinvolgono altri comuni, ha detto Zan, più il blocco no cat può avere un peso efficace nella lotta all'inquinamento.
Chiederemo quindi, prosegue Zan, a tutte le municipalità di adottare il provvedimento che il Comune di Padova e quelli della cintura urbana hanno già messo in atto. Il blocco No Cut vieta la circolazione da lunedì a venerdì in orari di ufficio ai veicoli a benzina Euro 0, le macchine non catalizzate immatricolate prima del 94. Il primo periodo di blocco è già in corso, verrà sospeso dal 16 dicembre al 9 gennaio. Si tratta di un provvedimento parziale per contenere le emissioni inquinanti, anche se l'assessore Zan invoca un piano regionale complessivo, o meglio delle regioni del nord. Sarebbe il minimo, dice, per cominciare a ottenere risultati di un certo rilievo. Un infermiere affetto da tubercolosi ha lavorato per circa 2 mesi, fino a giugno scorso, nel reparto di cardiochirurgia dell'azienda ospedaliera di Padova. In giugno l'infermiere, un padovano di 47 anni, ha accusato i sintomi di tubercolosi attiva ed è stato ricoverato nel reparto malattie infettive. Era un tirocinante e, in seguito alla scoperta della malattia, ha perso il posto di lavoro. Il personale del reparto, frattanto, è stato sottoposto a monitoraggio obbligatorio. I 6 mesi trascorsi da giugno dovrebbero essere una garanzia di sicurezza. Tuttavia, il monitoraggio dei dipendenti e dei pazienti continuerà fino al prossimo gennaio. A22 che la gara abbia inizio. Arriva dal Consiglio di Stato il via libera al bando da 3 miliardi di euro per la concessione dell'autostrada Brennero-Modena. Tutti in particolare su industria e finanza. Quarantasettesima edizione di Mineral Show a Verona. Anche quest'anno siete i benvenuti alla grande esposizione di pietre preziose, minerali, bigiotteria, fossili e accessori moda. Geoshop, ninnoli e bijou. Un nuovo mondo di regali. Dal 9 all'11 dicembre, dalle ore 9 alle 19 alla Fiera di Verona. 24 ore su 24, le notizie corrono più veloci sul web. News del mercato finanziario? Digita www.industriaefinanza.com, il primo quotidiano economico del nord Italia. Notizie sul Veneto? www.lacronacadel-veneto.com e per Verona c'è www.lacronacadiverona.com. Guarda le ultime news sulle web TV di TG Italia, TV Veneto e tvverona.com. Collegati con il mondo, connettiti con Industria e Finanza, la cronaca del Veneto e la cronaca di Verona.com. Sul web l'informazione è in tempo reale.